Benvenuti al nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Nello spazio intervista abbiamo il piacere di incontrare Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Anzitutto partiamo dalla più stretta attualità, un referendum il cui, chiamiamolo flop, era ampiamente annunciato. Ci sono da rivedere tante cose, non ultima, l'istituzione, il meccanismo, la dinamica di questo strumento che è il referendum. Però, se vogliamo, rovesciare la medaglia, 1 milione di veneti è comunque andato a votare. Sì, io non do letture così ottimistiche che tentano di far passare una sconfitta per una vittoria. Il referendum è andato male e non ha superato per un'ampia distanza il quorum, e questo è un dato politico col quale dover fare i conti. Erano referendum che toccavano la vita delle persone, la carne viva, il lavoro e il diritto alla cittadinanza, cioè come vogliamo costruire la società del domani, e non hanno, attirato l'attenzione di abbastanza italiani. Questo è un primo elemento di riflessione. Certamente lo strumento ha dei limiti in sé. Altrettanto vero è che la destra ha messo in campo tutte le armi che poteva mettere in campo per scommettere e far fallire il referendum, dall'invito all'astensione, ma anche il fissare la data del referendum nel secondo turno di ballottaggio. C'erano pochissimi comuni che andavano al voto, anzi in alcuni dei comuni dove si è votato per il ballottaggio si è raggiunto il 50%, quindi la destra ce l'ha messa tutta per farli fallire e infatti sono falliti. Oggi, secondo me, è necessario che il centrosinistra o quella parte di centrosinistra, tra cui il Partito Democratico, che aveva sostenuto con convinzione i 5 sì, apra una riflessione sul fronte del lavoro, dicendo che deve restare e resterà al centro della nostra agenda politica per allargare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, per rendere il lavoro più stabile e più sicuro. E anche sul fronte della cittadinanza bisognerà riprendere un filo di un discorso che è stato drammaticamente interrotto, tagliato dall'esito referendario. Sul punto, mi lasci dire, ritengo profondamente sbagliato sottoporre a quesito referendario l'estensione dei diritti di una minoranza. Da che mondo è mondo, questi dovrebbero essere passi in avanti che la politica è in grado di fare attraverso gli strumenti ordinari. Veniamo a questioni che ci proiettano, chiamiamolo, nell'immediato futuro. L'appuntamento, se effettivamente sarà fissato a quella data, almeno così dovrebbe essere, nell'autunno di quest'anno con le elezioni regionali. Elezioni che dovrebbero segnare una svolta storica, però c'è sempre questa spada di Damocle del dibattito sul terzo mandato. Questa riapertura a sorpresa di Fratelli d'Italia ha sorpreso anche gli stessi alleati del centrodestra. Più che altro, se non fosse comico, sarebbe davvero da preoccuparsi. Nel senso che ormai, come in un eterno giorno della marmotta, ci alziamo ogni mattina e ricominciamo da capo un dibattito che è tutto interno al centrodestra, anzi sul quale i partiti di centrodestra si menano dalla mattina alla sera, che riguarda le regole democratiche, cioè quando si vota e chi si può candidare, che pensano di poter cambiare a 4 mesi dal voto. Noi è un anno che non sappiamo veramente quando si voterà, se in autunno 25 o addirittura in primavera del 2026, e non sappiamo se il presidente uscente potrà fare non il terzo, bensì il 4º mandato, perché l'attuale presidente del Veneto fa già questo mestiere da ben 15 anni, e se fosse per lui non gli dispiacerebbe farlo per altri 5. Sono le regole democratiche che vengono cambiate il giorno prima di votare e che la destra evidentemente ritiene di avere a sua disposizione. Un comportamento grave che non consente a nessuno di potersi approcciare a questo importantissimo appuntamento con la serietà che meriterebbe. Una domanda che le rivolgiamo, anche se fosse una portavoce del centrodestra: come mai è così difficile trovare un candidato alla presidenza della Regione Veneto? Ma non mi sembra difficile, nel senso che il centrodestra si sta nominando per decidere chi lo vuole fare. Noi non è che è difficile trovarne uno, noi siamo impegnati per provare a cercare il migliore, e quindi quando si cerca il migliore si deve sempre mettere in conto uno sforzo maggiore. Cosa vuol dire per me il migliore? Perché poi anche su questo ci stiamo confrontando.
Secondo me il candidato o la candidata migliore sono quelli che hanno un'idea da raccontare del Veneto, un'idea che sia alternativa a quella che abbiamo visto in questi 15 anni, che sia credibile, che si occupi dei bisogni concreti delle persone e che soprattutto ridia a questa regione un slancio rispetto alla sua vocazione produttiva ed europeista che abbiamo perso in questi 15 anni nei quali ci siamo chiusi, isolati, diventati litigiosi e che non hanno prodotto e fatto bene la nostra regione. Si chiude qui il Veneto in diretta, che ha avuto il piacere di ospitare Vanessa Camani. Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Grazie per il suo contributo e buon lavoro. Grazie, arrivederci.